Oltre 2 ore di gioco per l'emozionante sfida che incorona una Bartoccini Fortifissi Perugia Maidoma, ma solamente al tie break. Una sfida nella sfida, quella al Palafenera, che ha visto opposti coach Mazzanti al suo storico vice coach Bregoli. Nel primo set Chieri conquista il massimo vantaggio sul +6, costringendo coach Mazzanti a esaurire i suoi timeout discrezionali sul 15-10. Ma è solamente nella parte centrale del set la vera chiave di volta, con Perugia capace di riportarsi in parità sul 19 pari e chiudere i giochi 23-25. Una Perugia più fallosa a servizio permette a Chieri di condurre più agevolmente la seconda frazione di gioco, affidandosi a Francesca Villani. Non bastano però i maggiori muri di Perugia, che si arrende 25-22. Avvio positivo per Perugia nel terzo set, con le padrone di casa impegnate a inseguire fino al 19-19. Un set che si chiude solamente ai vantaggi 26-24 e che ha in Alessia Mazzaro la principale protagonista bianco-blu. Nel quarto set, dopo il vantaggio di Chieri sul 10 pari, Perugia ottiene un importante +4, poi prontamente annullato dalle padrone di casa. Alla miglior ricezione di Chieri risponde Perugia con percentuali più alte in attacco, che chiude 22-25, riportando così in parità in match. Non mancano di certo le emozioni anche nel quinto e decisivo set, con coach Bregoli che ferma il gioco già sull'1-3. Bosio lascia spazio a Maier per provare a variare la regia di gioco. Grande turnover per entrambe le formazioni, ma alla fine è il cuore di Perugia a conquistare la vittoria 11-15. 2 punti fondamentali per la formazione ospite che tenta di allontanare lo sparocchio della retrocessione. Per Chieri, che accusa nuovamente un po' di fatica fisica e mentale, un solo punticino nella lotta alla parte alta della classifica. 25 punti e il 42% in attacco premiano Kenia Kartsases MVP della sfida. Penso che già siamo arrivati al punto dove dovevamo vincere, perché abbiamo stato allenando troppo impegno tutta la settimana, tutta la ragazza, quindi anche aspettavamo la vittoria anche, però sono molto felice.